Buonasera, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Per quelli che non mi conoscono, mi chiamo Hildegarda, mi occupo di radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo e astrologia, tanto per dirvi un po' quali sono le cose che potreste aspettarvi da me in un consulto professionale. Se vi interessa appunto potete segnarvi il numero che scorrerà probabilmente per tutto il tempo della diretta, dunque 347 8702 622, 20 euro, 45 minuti. Vi ricordo, oggi è venerdì, dunque questa sera al termine della diretta, sia il Marietto veneziano che la sottoscritta ci occuperemo appunto di riequilibri e pulizie radiestesiche, dunque per tutte le persone che si sono affidate a noi per mantenersi in ordine, perché comunque quotidianamente non sporchiamo solo il corpo fisico ma anche il corpo emotivo, il corpo spirituale, il corpo emozionale, insomma tantissimi i corpi sottili, dunque noi ripristiniamo tutto agli equilibri e cerchiamo insomma di dare una mano in questo senso. Vi ricordo comunque che le dirette della settimana alla sera alle 21:15 ci trovate il lunedì, il mercoledì e il venerdì, mentre al mattino il Marietto veneziano risponde alle 11:20 sempre con queste dirette. Mettiamo appunto a disposizione mezz'ora di tempo circa per rispondere alle vostre domande in modo gratuito, così che insomma ci facciamo conoscere da un po' di persone, diamo la possibilità a persone appunto di fare una prova, un test facendoci qualche domanda. Chiaramente vi aspettiamo a braccia aperte in privato per consulti professionali. Ricordo tra l'altro che questo spazio è uno spazio che speriamo di rendere il più democratico possibile. Cosa significa? Che cerchiamo di rispondere un po' a tutti, dunque soprattutto le persone che ancora non hanno avuto una risposta. Ricordiamo molto bene, sia il Marietto che io, le persone a cui abbiamo già risposto, dunque non significa che non vi risponderemo più, ma che comunque cerchiamo di dare sempre agio alle persone nuove. E poi ci siamo accorti che molti scrivono prima della diretta e questo li penalizza perché noi non ce ne accorgiamo, tranne quando poi facciamo i giri sui canali e non da StreamYard. Sappiate che noi trasmettiamo da una piattaforma che raccoglie le vostre domande, ma ce le pubblica una volta che insomma siamo già in diretta. Dunque cercate di scrivere all'inizio della diretta, perché sicuramente ci sono molti che magari vedono che siamo già pronti per cominciare e pubblicano una domanda o i saluti, insomma, ma non siamo in grado di trasmetterli. Dunque, ecco, aspettate e ponete la vostra domanda quando comincia la diretta. Ad ogni modo, a proposito della domanda, comunque le domande vengono selezionate dal Marietto e non facciamo distinzione fra le persone a cui è stato risposto al mattino o quelle a cui verrà risposto o è stato risposto la sera, perché noi comunque lavoriamo insieme. Dunque, o che ve l'abbia data io la risposta o che ve l'abbia data il Marietto, noi non facciamo differenza. E a proposito di domande, vi ricordo di mettere il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro. Cosa significa in modo chiaro? Deve essere una domanda mirata per un argomento preciso, possibilmente avere qualche dettaglio, non perché ci interessi la vostra vita personale, ma è per darvi una risposta. Siamo qui appunto non per trascorrere un po' di tempo insieme, ma anche per un contributo che cerchiamo di essere puntuali e precisi e di darlo insomma in modo professionale. Bene, detto questo, se la domanda riguarda un'altra persona, oltre che voi, dovrete mettere il nome e la data di nascita anche della persona per la quale state ponendo la domanda. Mentre aspetto appunto che si colleghino anche altre persone, la regia vedete che vi propone la home page del sito www.ilcapitano.altervista.org. Questo sito è ormai online da quasi 7 anni, anzi 7 anni, era il 2015,
È un sito che si propone di divulgare materiale radionico, ma anche, materiale esoterico in modo totalmente gratuito. Dunque, sono diverse le sezioni del sito all'interno delle quali troverete materiale divulgativo e dunque approfittate, scaricatevi il materiale, attivatelo nel momento in cui appunto siete intenzionati a contribuire, a dare una svolta alla vostra vita, magari con l'aiuto delle onde di forma. Vi ricordo comunque che i circuiti sono raccolti in PDF, in dispense in formato PDF e che sono correlati di brevi spiegazioni. Comunque troverete gli approfondimenti di tutti i circuiti che sono pubblicati gratuitamente sul sito all'interno dei nostri canali YouTube, dunque cercate nelle varie playlist. Sempre nel sito trovate anche la sezione shop, all'interno della quale troverete tutti i nostri prodotti professionali, tra cui questo talismano, ma anche i sigilli, ritualistica o potrete prenotare per esempio le pulizie, quelle di cui appunto ci occupiamo il venerdì, ci occupiamo anche tra l'altro dei riequilibri post vaccinazione, perché purtroppo molti hanno registrato effetti non sempre tranquilli, spesso sono passeggeri, ma in altre occasioni un po' meno, insomma, cerchiamo di dare il nostro contributo anche tramite appunto la reindicizzazione delle frequenze, dunque questo è un po' quello di cui ci occupiamo. Bene. Ecco che il Marietto vi propone anche i sigilli, di cui comunque ho già fatto menzione, cercate comunque nella sezione shop e andate a informarvi perché magari siamo in grado di darvi una mano. Bene, direi di cominciare con le domande. La prima che ci propone la regia è di Rosaria. Volevo sapere se tra me e Giuseppe nascerà una storia importante. Allora, Rosaria 6 settembre del 65 e Giuseppe 26 giugno del 74. Allora, vediamo. Allora, il taglio ti vede speranzosa di una cosa del genere e forse desiderosa anche di vivere di nuovo l'amore. Vediamo un po'. Ma allora, Rosaria, diciamo che, sicuramente, la prima linea parla di un incontro abbastanza, come dire, che si è fatto notare, no, dunque qualcosa che ha mosso parecchio emozioni o ha creato parecchie aspettative. Però c'è un qualcosa che non è chiarissimo, è come se, ci fossero numerose incertezze e cose che potrebbero anche essere state un po' alterate o aver la persona, ecceduto un po' con le lusinghe o c'è qualche aspetto non del tutto chiaro, La carta della falsità può essere ovviamente ha anche una chiave di lettura positiva, potrebbe essere una grandissima occasione da cogliere al volo, ma lascia sempre quel quid, no, un po' di precarietà o di poco chiaro, ecco, di poca trasparenza. Infatti nella linea del presente ammalato, ladro, donna maritata, Costanza. Allora, io qui ti devo dire che vedo una donna ufficiale o comunque un'altra figura accanto a lui, a meno che non sia tu che, lo hai incontrato e hai già un rapporto ufficiale che magari è sul finire o ti ha procurato parecchia sofferenza, sei stanca di quel rapporto. Dunque qui c'è una situazione che se sommiamo alla carta della falsità non è che mi faccia star tranquillissima. Dunque è possibile che io non so se tu lo conosci bene, se lo conosci di persona, se conosci tutta la sua storia, se non è che magari ti sta tenendo nascosto che ha già qualcosa, però
la linea del presente non è proprio il massimo. E comunque c'è una persona, potrebbe anche essere che magari si è separato nel frattempo o che comunque vuole o ti ha detto che si sta separando, però a me con la donna maritata vicino alla Costanza non è che mi sembra che sia tanto libero questo personaggio. Dunque diciamo che io ho un po' di riserve. Poi ripeto, non conosco la storia, dunque, forse anche per questo che vi chiediamo sempre di articolarlo con qualche dettaglio in più, mh? Comunque qui si vede un qualcosa che come se ci si insinuasse in un rapporto già preesistente o come se lui nascondesse qualcosa. Comunque di fatto nel prossimo periodo si parla, si fa un gran parlare, anche qualcosa dove, si vede disponibilità, si vede lui poi è più giovane, dunque, si presta in modo, come dire, all'ascolto, sembra attento, ma qui c'è qualcosa che poi, vedi, a me non sembra proprio che abbia l'input di una cosa importante. Forse come promesse o come parole, ha avuto questa partenza e sembrava anche fare tanto, no, fare la differenza, però secondo me le cose cambieranno e non cambieranno in bene, anche se lui si sposta con un fare amichevole per mantenere un rapporto sereno, un dialogo, partecipe, però alla fine con vedovo, disgrazie e casa io non vedo un'ufficializzazione, come non vedo neanche un rapporto solido. Mi sembra che proprio invece, come all'improvviso si chiuda tutto in modo anche, irrecuperabile. Nell'esito, superbia, morte, deliranti viaggio, poi, ehm, si chiude anche in un modo, mhmm, che lascerà verranno dette delle cose, quasi uno straparlare, delle cose che non hanno più senso prima che la cosa cambi in modo drastico e sembra che non ci sia nemmeno una spiegazione poi tanto valida. Comunque di fatto io non mi dispiace, ma è meglio se non ti ci anche se purtroppo nella linea del passato si vede che c'è già un coinvolgimento e anche nel taglio si vedevano delle aspettative, però io ecco non mi ci fiderei tantissimo. Questo da solo per il momento non lo so, C'è se è da solo come dici tu, però non è libero, il cuore non è libero. Allora, Giuliano, 30 gennaio 93, ha una causa il 12 febbraio, che chiedono insomma come andrà questa causa per Giuliano. Allora, ma il taglio, se dovessimo fermarci al taglio, dà la vittoria a lui, e il buon esito nelle cause legali. Questa carta è una carta di buon esito. Ehm, Ha anche, a quanto pare, un qualcuno che lo difende, lo protegge, che è molto valido, però vediamo un po'. Allora, ecco, non so per quali motivazioni, problemi con la giustizia, okay. Non so, quale sia questo problema, da dove abbia avuto origine, sembra comunque, ehm, la carta dell'Imeneo parla o di rapporti personali che possono essere anche relazionali, no, ehm, con tutte le sfumature, del caso, ma e dunque è un rapporto finito, finito male, ma anche, la possibilità comunque che a chiudersi sia stato un contratto, forse al di là anche della sua volontà. Comunque qui ci sono delle situazioni, nel passato che segnano comunque un cambiamento, o lui ha cambiato anche difensore, diciamo che
si vede una serie di passaggi e di incontri già preliminari, anzi molti incontri. Comunque, recentemente, non so se c'è stato, beh, il 12 febbraio si potrebbe dire è talmente imminente, essendo noi oggi al 4, insomma siamo là, potrebbe anche, rientrare nella narrazione della linea del presente. Dunque l'incontro, la riunione, dove ovviamente ci sarà, come dire, un confronto, no, questo confronto non porta a cose buone. Però non è già l'esito definitivo, anche se sembra minare un po' certe sicurezze e alcune certezze. Dunque, ehm, la cosa però prosegue. Tra l'altro io, Sally, non so se tu che poni la domanda da che parte stai, se vuoi sapere in bene o in male di Giuliano, se chi è Giuliano per te, cioè non hai dato queste indicazioni. E non so fino a che punto sia corretto fare una domanda di questo tipo per qualcuno e non qualificare chi è per te. Comunque, al di là di questo, c'è un qualcosa, un attacco, una determinazione particolare da parte di una donna, potrebbe essere la mamma, una mamma di qualche bambino, comunque una donna sposata, c'è un qualcosa qui. Ehm, Dunque magari è un controattacco o una difesa, okay, qui non sapendo bene quali sono, state le dinamiche, di questa causa, non so, okay, io cerco di fare del mio meglio con gli elementi che ho, cioè pochissimi. Però di fatto, nel prossimo periodo, un ulteriore colloquio porterà invece delle notizie importanti. Dunque non è finito qui, l'udienza del 12 non credo che sia l'ultima, ci saranno altre, circostanze. Qualcosa, mh, qualche cosa che agirà alle sue spalle, dunque potrebbe essere anche ehm, un non so, in termini giuridici, non so, qualche memoria scritta, qualche cosa che, magari tirata fuori all'ultimo momento cerca di cambiare la direzione delle cose. Questo potrebbe comunque, affliggerlo un pochino, però di fatto, l'abbiamo visto il taglio e comunque anche nell'esito sembra che con buona volontà e un po' di impegno lui dovrebbe riuscire nell'impresa. Dunque, vabbè, andiamo avanti. Allora, Elena Costa, chiede se tornerà con Igor. Igor 1° agosto '76, Elena 17 settembre del '75. Vediamo un po'. Il ritorno se c'è. Ma il taglio è largamente possibilista. Sembra proprio una riuscita. Vediamo un po'. Una soddisfazione, qualcosa comunque. Andiamo a vedere. Allora, c'è già stato comunque qualcuno o c'è stato comunque qualcuno che nel passato si è dato parecchio da fare per darvi noia o per intromettersi o per attaccarvi, di fatto però, nonostante tutto, almeno qua nella linea del passato parla già di un ritorno, dunque è possibile che già per altre in passato abbiate già avuto un tira e molla o un periodo di crisi a cui è seguito comunque un ritorno. Adesso devo dire che, anche qui non è che conosco i fatti o quello che avete condiviso nel frattempo, ma si vede nel presente un qualcosa. Intanto che, lui potrebbe anche
avere ancora di te un'opinione positiva, valida. Dunque, allora Lilla, non viene saltata nessuna domanda, vengono selezionate, dunque non andiamo con un ordine che decidete voi perché decidete che arrivate in ordine di arrivo. Noi scegliamo la domanda, cerchiamo di rispondere un po' a tutti, soprattutto domande un po' ben articolate, perché così capiate un pochino. No, lo dico perché sennò cominciate a dare noia nei commenti con mi hai saltato, c'ero io, non funziona così. C'è una regia, seleziona le domande, io sono qui e rispondo. Bene, allora, cosa si vede qua? Che comunque lui ha ancora un'opinione positiva nei tuoi confronti, però è come se stesse facendo delle valutazioni. Cioè la carta del mercante generalmente, oltre a descrivere una persona che comunque si è fatta da sola, no? E che vive del suo, si impegna e giustamente ha affinato anche una capacità di valutazione di ciò che è più opportunistico, più conveniente fare, indica anche che queste qualità le sta applicando probabilmente a te, a capire se tornare o se piuttosto fare inserire, cioè frequentare qualcun altro. Ed è anche possibile che in questo momento stia cominciando a vedere qualcuno, a tastar con mano qualcuno o a valutare qualcuno, ma la carta della speranza può essere letta in molti modi, vale a dire che potrebbe essere comunque la frequentazione, ammesso che ne abbia una in questo momento, potrebbe essere una frequentazione comunque leggera, dunque senza impegno, così come potrebbe anche dire che comunque non sono cioè non bisogna perdere la speranza, okay, dunque è ancora un po' tutto aperto. In effetti nel prossimo periodo potrebbe anche decidersi, di ritornare sui suoi passi e di chiarire questa situazione. Dunque nel prossimo periodo potrebbe in qualche modo, fare un po' retromarcia. Non lo vedrei cioè, a meno che appunto non abbiate avuto frequenti tira e molla e dunque le carte purtroppo cioè la carta della riunione è una nel mazzo, non ne ho 5, 6, dunque magari ci sta facendo capire che comunque ci sarà di nuovo un moto di ritorno e ce n'era già stato uno precedente. Dunque diciamo che mi sembra che, sia possibile dirti che torna sui suoi passi. Dunque a seguito di questo tornare sui suoi passi però ci saranno parecchie, parole, parecchie cose dette e certe cose che ti terrà nascosto, Dunque, si vede, un clima un po' particolare dove qualcuno, magari non molto corretto, non molto sincero nei vostri confronti o nei tuoi confronti, terrà d'occhio, spierà. Nella fattispecie sembra che, coinvolta in questa cosa ci sarà una ragazza più giovane di te. Dunque, potrebbe anche essere quella che magari adesso in questo momento sta, un attimo valutando. Dunque, per me lui tornerà sui suoi passi, ma magari ti nasconderà questa presenza o perché tutto sommato, non è qualcosa di particolarmente importante, oppure perché fondamentalmente, non vuole magari ferirti, oppure, non vuole che tu lo scopra per il semplice fatto che se non dovesse andar con te magari, se la riacchiappa. Però, c'è comunque un qualcosa e questa ragazza probabilmente terrà d'occhio, forse tu capendo qualche cosa che ti sfugge, terrai d'occhio e scoprirai di questa ragazza. Comunque nell'esito io penso che comunque, come abbiamo già detto, un riavvicinamento ci sarà, una una consolazione, una, soddisfazione te la tiri, cioè te la recuperi, la tiri dalla tua parte, insomma, riesci a trarre soddisfazione, forse anche dovrebbe tornare anche forse con un qualche dono o, parlando di cose più
più importanti, come magari una casa o un qualcosa, una convivenza, qualcosa che potreste, avviare insieme, però ti devo dire che la carta della malinconia comunque lascia un po' pensare, che il ritorno c'è, ma c'è un po' di così, forse non piena e totale felicità, anche se, come ti ho detto, ti prendi la tua soddisfazione. Okay. Allora, regia, facciamo ancora una domanda. Simo. Allora, inizierà una vera relazione tra me, Simona, 3 luglio '71 e Giuseppe, 23 dicembre '73? Vediamo un po'. Vediamo fra Simona e Giuseppe. Vi ricordo comunque che ci trovate, per consulti professionali in privato, 20 € 45 minuti. Se vi va un approfondimento, non esitate a contattarci. Allora, speranza donna maritata. Beh, sicuramente c'è una qualche possibilità, Sicuramente è anche un momento abbastanza sereno, cioè probabilmente questa persona ti fa ben sperare. Vediamo un po'. Allora, beh, okay, stavo guardando un attimino le date per capire se erano possibili alcune interpretazioni, perché giustamente io vi chiedo sempre di essere un pochettino più dettagliati nella domanda, no, non so, per esempio, siete stati già precedentemente sposati con altre persone, siete separati, divorziati? Oppure continuate a essere sposati ed è una frequentazione extra, date qualche dettaglio perché, poi quando si vedono delle figure, si fa fatica a dire quella e l'altra. Allora, ve lo dico così perché siamo qui per, darvi, come dire, donarvi gratuitamente una risposta e vorremmo, a parte fare bella figura, che chiaramente per chi ci mette tutto il cuore è una cosa importante, ma darvi veramente una risposta. Allora, cosa si vede qua? Beh, che qualche pensiero, qualche cosa, forse, un pensierino non soltanto, su una cosa così divertente senza impegno, potrebbe anche, essere già stato accarezzato, però ci sono degli ostacoli, almeno la linea del passato, quella che precede un po' questo momento, me individua questa, vedi, mette al centro proprio questa carta, come se qualcuno comunque fosse un po' con qualche riserva in più o ci siano, dei freni o dei controlli o proprio semplicemente degli ostacoli o qualcuno che tiene un attimo d'occhio anche questa situazione, magari un po' impensierito. Comunque di fatto, c'è, spensieratezza, delle belle condivisioni, anche probabilmente anche degli incontri non necessariamente solo di natura fisica, ma anche proprio dove, state bene assieme, parlate bene. Insomma, sembra che ci sia qualcosa di abbastanza favorevole. Tant'è che la linea del presente mette ehm, mette giù, delle carte abbastanza tranquille, cioè sembra che sia possibile, guardare, avanti con una forma di fiducia, no, e, anche la carta della costanza preannuncia comunque qualcosa che può essere, duraturo. Però c'è una cosa pure, perché c'è una situazione, che sarebbe bene, valutare o guardare con maggiore attenzione, perché la carta del Belvedere parla di notizie, cose in arrivo, parla anche di però situazioni che non abbiamo messo bene a fuoco e le sibille continuano con denaro amatrice. Dunque, qui potrebbe però esserci ancora presente un interesse
mh, verso una donna del passato. Questo interesse potrebbe essere sia emotivo, sentimentale, ma anche di tipo economico. Dunque, poi perché venga vista in questo modo potrebbe anche, essere approfondito e spiegato qua. Cioè, questa probabilmente è una donna con cui lui ha avuto una relazione importante, e che magari, non so, hanno ancora delle cose che in qualche modo li legano, degli interessi comuni potremmo anche dire, e forse, non so, però vedi che qua non compare questo bambino, dunque non so se hanno figli o se uno dei motivi per cui comunque ci sono dei ritardi, delle incomprensioni o ti sentirai trascurata è perché ha appunto delle cose ancora in ballo. Dunque qualcosa di buono si muove, però come appunto ti ho detto, ci saranno delle situazioni dove ti sentirai trascurata. Dunque un qualcosa che, poi ti porterà anche una preoccupazione. Vedi qua c'è vecchia signora, ammalato, dunque potresti, in realtà preoccuparti molto del tipo di rapporto che potrebbe ancora esistere o che non è chiaro magari alla tua comprensione, il rapporto che lui ha con una ex, o con questa donna che è stata importante per lui e che potrebbe essere appunto la mamma dei suoi figli. Io vedi, non ho elementi, però, non sembra però ancora, come dire, ehm, legato in matrimonio, in un rapporto cioè non compare come se fosse, ecco, la donna maritata già per esempio dà un'altra sfumatura di ufficialità. Qua compare come una donna amata nel passato, poi compare come una ex, dunque però c'è qualcosa ancora che rallenta, dunque il rapporto anche se è positivo, anche se sembra, basato sulla comprensione, e una condivisione anche mentale, no, che e questo è sempre un bene, comunque andrà a rilento e tu lo percepirai che in alcune occasioni, tende a svicolarsi o a venir meno o a rallentare un po', in alcune occasioni che invece avrebbe potuto stare con te o che potrà stare con te, probabilmente non potrà esserci o dirà che non ci sarà e dunque c'è senso di trascuratezza. Però di fondo, vecchia signora, malato, ecco, potresti cominciare a preoccuparti effettivamente di capire se lui invece ha ancora un sentimento nei confronti di questa persona, perché il turbamento sembra legato proprio a questo. L'esito allora, in effetti, il rapporto comunque, vedi lui compare come comunque l'uomo un po' più giovane, comunicazioni, telefonate, dunque il contatto con questa persona continuerà però molto telefonico, okay, dunque, carte di incontri fisici a questo livello non ce ne sono, molto telefonico e qua vedi io non so se lui al telefono a un certo punto, fra qualche mese, magari ti dirà che un po' gli manca quella persona, perché qui è come se ci fosse malinconia verso questa donna, oppure che lui ti dirà un qualcosa al telefono e sarai tu a provare tristezza. Non sarà una sofferenza, a quanto pare, perché non è una carta di grande dolore, okay, però è una carta così, di un po' di nostalgia. Dunque, non la vedo come una cosa che avrà un exploit imminente o, che nei prossimi mesi potrà diventare tanto, tanto importante. Ci sarà comunque ancora, cioè avrete ancora questa relazione, ma spesso nutrirai dei sospetti sul suo legame con questa figura. Benissimo. Allora,
Ricordo a tutti appunto che torniamo nelle dirette a rispondervi. Okay, meglio Simona, o magari forse è un rimpianto quel bambino sospiri, cos'altro era lì vicino, non me lo ricordo perché ora le ho tirate via, magari è un po' avrebbe voluto avere dei figli nella sua vita, chi lo sa. Boh, le ho raccolte in un modo che non le vedo più nella sequenza. Va bene Simona, comunque io ho risposto al meglio che potevo con le carte che sono uscite. Io vi ringrazio tutti, vi ricordo che sono di nuovo disponibile lunedì alle 21:15, poi seguirà mercoledì e venerdì sempre stesso orario. Domani mattina il Marietto Veneziano sarà disponibile per voi alle 11:20. Dunque ci vediamo prossimamente, vi abbraccio, vi auguro un buonissimo fine settimana e vi ricordo appunto che adesso procediamo con i protocolli di riequilibrio. Vi ringrazio tutti.